sembra di questa 7ª edizione di Assaporando? È stata data una svolta biologica, tutto bello, il comune è ben preparato? Beh, vivendola come l'ho vissuta questo fine settimana, stando anche la giornata di domenica, vedo che è proprio un appuntamento bellissimo per le persone che vengono da tutti i comuni vicini. Si fa tanta cultura del cibo, tanta cultura delle cose di un tempo, delle cose vere, delle cose buone. Il fatto che sia stato dedicato ampio spazio in questa edizione poi a tutta la dimensione dell'agricoltura rigenerativa, si chiama, biodinamica, biologica, un'agricoltura che lasci una terra fertile senza impoverirla, mi sembra un grande segno del fatto che è sempre più ampia la sensibilità verso la necessità di fare qualcosa di buono per il pianeta, no? Non solo prendere ma anche restituire, quindi mi fa piacere. Per quanto riguarda le preparazioni devo ringraziare assolutamente il mio vice sindaco, il mio assessore e altri 2 o 3 collaboratori che hanno giorno e notte voluto preparare Cison a festa proprio in questo modo. Come biologico siamo molto contenti perché quest'anno grazie a Ecor Natura Sì siamo riusciti ad avere una collaborazione molto stretta perché crediamo che il biologico sia davvero la differenza della nostra vita, perché mangiare bene vuol dire anche vivere meglio. Abbiamo proprio creato questo borgo del bio qui ad Assaporando Cison proprio con l'intento di portare ai visitatori quello che è il nostro stile di vita, quello che proponiamo da 30 anni. Quindi agricoltura biodinamica, agricoltura biologica e non solo, negozi locali della provincia di Treviso che sono presenti nel territorio ormai da 30 anni perché è qui dove è nata appunto questo stile di vita nel trevigiano e non solo, abbiamo creato all'interno del borgo un orto, un giardino dove le persone, i visitatori possono proprio toccare con mano quello che è l'impegno che noi abbiamo per l'agricoltura biodinamica e biologica. Prodotto biodinamico, che prodotto è? È un prodotto che è cresciuto su un suolo che l'agricoltore ha curato, rendendolo fertile per quanto possibile, il più possibile, con tutte le tecniche che la biodinamica mette a disposizione. È un prodotto che ha assorbito la luce e il calore aiutato dai prodotti preparati biodinamici che gli sono stati spruzzati. È un prodotto che è stato curato, guardato, osservato in modo da prevenire le malattie e che nella coltivazione è stato anche supportato dall'ambiente esterno attraverso l'interazione con gli animali e gli insetti utili. Oggi qui a Borgo del Bio abbiamo presentato un nostro cult del ristorante che è il Profondo Verde. È proprio un viaggio, ci piace chiamarla un'esperienza in tutto il mondo vegetale, quindi partendo dalle radici della pianta fino ad arrivare ai suoi fiori, ai frutti, gemme, e con questa poi abbiniamo, paradossalmente non è un'insalatona, ci piace proprio viverla come un'esperienza. È un percorso che abbraccia appunto tutto il mondo vegetale fino ad arrivare a preparazioni come i formaggi vegetali e le carni.
10 amici sindaci che fanno lo Spiedo, questo ci tengo perché davvero stiamo facendo gruppo, perché a livello turistico voi sapete bene che i paesi non devono avere confine. Lo Spiedo sì, perché crediamo che dobbiamo portare avanti le tradizioni dei nostri nonni, o comunque una pietanza che piace molto, che chiede molta preparazione, ma durante la preparazione anche tanta festa, e la prova provata lo siamo noi, da 5 ore che siamo qui, ma da 5 ore che facciamo festa. Una bella vittoria perché il merito va al mio compagno di squadra Ivan Collavo, che insomma è una vita passata con la carne e con lo Spiedo, quindi credo che sia il coronamento di tanto impegno che ha dato nella sua vita. Dopodiché il premio che l'amministrazione di Cison ha voluto dare, questi 1.000 euro, sono una buona occasione per sostenere il volontariato. Nello specifico sarà destinato a sostenere i costi per la festa del volontariato che ogni anno facciamo a Valdobbiadene ad ottobre. È una vetrina per 2 giorni per tutte le associazioni di volontariato di Valdobbiadene, ma che si sta allargando anche ad associazioni di volontariato dei comuni vicini.